Sicilia bella, voglio giocare con la fontanella. Sicilia bella. Le granite si possono fare un po' con tutti i frutti, gelsi, lamponi, fragole, frutta secca, cioccolato e caffè. La granita siciliana sempre stata nominata, una volta latta status di badare non si può. I signorini di poco petito mangiate la fresca che male non fa, a granatina fa sempre profitto, lo fegato fritto innazzare vi fa. Signorini di poco petito mangiate In questo caso abbiamo scelto di fare le granite di limone, gelsi e nocciole. I limoni sono limoni non trattati, biologici delle campagne di Capodorlando. I gelsi sono raccolti da me personalmente nelle campagne di Longi e le nocciole sono nocciole dei Nebrodi biologiche. I limoni vengono spremuti ricavando il succo, vengono spremuti nell'acqua in modo che l'olio essenziale contenuto nella scorza insaporisca l'acqua. Aggiungere lo zucchero, mischiare tutti insieme i tre elementi e girarla nella macchina a campana. Signorini di poco petito mangiate la fresca che male non fa, a granatina fa sempre profitto, lo fegato fritto innazzare vi fa. Per quanto riguarda la granita di gelsi invece sempre aggiunta di acqua e zucchero in percentuali diverse e viene lavorata sempre nella stessa macchina. Una volta latta status di badare non si può. Per quanto riguarda la granita di nocciole, la nocciola deve essere tritata finemente ma non troppo perché diversamente uscirebbe fuori l'olio che andrebbe a compromettere il risultato finale. Sicilia bella, Sicilia bella.